Amici sportivi, ben trovati, perdonateci per il pesante ritardo sull'inizio della partita tra il Mistral Carini e la Drago Acireale, partita valida per il campionato di Serie B. Siamo live adesso dal Palazzetto dello Sport Ciro Genova, 0-0 è il parziale quando sono giocati circa 7 minuti. Tra virgolette, per fortuna non ci siamo persi neanche un gol, però sicuramente abbiamo perso una buona fetta di gara. Affaticato, entriamo subito in cronaca, il tocco per Coco Arcibai che completa il quintetto con Murò e con Cascino davanti ovviamente ad Uriel Listro. Cascino alla giocata in avanti, poi il servizio sbagliato di Coco, allora occhio alla Drago Acireale per la conclusione tentata da Zappella, respinta in rimessa laterale. Qui conclusione fuori. Listro sembrava in traiettoria su questo tentativo. D'altra parte il quintetto della Drago Acireale con il portiere Di Mauro, poi il numero 6 Zappella appena nominato, il numero 9 Moreira Vieira, il numero 14 Rizza, il numero 13 Cristian Finocchiaro. Qui Murò prova a liberarsi, Arcibai, La Rosa appena rientrato sul parquet, La Rosa prova a passare per i piedi centrali, c'è traffico, poi conclusione da parte di Coco Arcibai, palla fuori. Due falli commessi dalla formazione ospite, ancora nessuno fischiato contro il Mistral. Qui cerca la giocata volante Tajari, numero 20, appena entrato in campo. La Rosa, Arcibai converte, poi suolata per affaticato, verticale Murò, poi La Rosa, per il momento riposo per Giangrande e per Nino Cascino, ancora polveri bagnate per lui. Vedremo naturalmente nel prosieguo di questa partita se riuscirà a mettere la palla nel sacco. Muro, Arcibai prova a puntare Moreira, va sul fondo, deviazione, poi recupera la palla da parte di Rizza, cerca di liberarsi Moreira Vieira, scortato fuori molto bene da Stefano Affaticato. Murò all'1 contro 1, lo attende Ajari, la palla viene lasciata lì, allora Ajari può ripartire. Ajari fermato, va a terra lui, va a terra Murò, la rimessa è per il Mistral Carini. Allora Aleandro La Rosa, battuta lunga, non riesce ad arrivare di testa Arcibai nello scontro con Tomarchio che c'era nella scorsa stagione in Serie B, con lui anche Finocchiaro tra gli altri e anche Musumeci che adesso è passato all'Adrano. Tra l'altro in porta c'è Mario Giappone che è una vecchia conoscenza in particolare del calcio a 11, mentre qui c'è il colpo di testa di Barcellona, c'è forse fallo di Ajari, l'arbitro lascia giocare, dicevo Mario Giappone, portiere. Qui intanto Listro si deve esibire in una grande parata, qui Ajari porta fuori il pallone, il Drago Acireale ma la perde, poi Coco Arcibai con la palla messa in fallo laterale da un giocatore granata. La Rosa cerca la palla per Gabriele Barcellona, ricordiamo
Mistral Carini reduce dalla sfortunata spedizione calabrese di Coppa, 6-5 la sconfitta contro il Soverato, con il gol arrivato, il gol decisivo, quello del appunto 6-5 è arrivato a 2,5 secondi, 2 secondi e mezzo dalla sirena finale. Qui intanto ha faticato, si è buttato nello spazio, parata di Giappone in spaccata, è grande intervento questo. Comunque risponde subito il Mistral Carini, almeno per quel che riguarda ciò che stiamo trasmettendo in diretta. Qui non riesce a tenere Argivai, ha faticato, interviene, poi la Rosa è andata a sedersi muro. Barcellona la tiene, ottimo poi lo scarico per la Rosa, viene incontro a Faticato che ha avuto l'occasione. Bravo Giappone ad opporsi, dicevo, di Mario Giappone, esperienze anche in Serie D per lui, si parlava un gran bene dell'estremo difensore classe 2001. Qui intanto Coco lo buca e fa 1-0 per il Mistral Carini, bravissimo a calciare e a battere Giappone, vantaggio casalingo. Stavo appena spendendo comunque parole di elogio, parole meritate per Mario Giappone, per quello che ha fatto da portiere di calcio. Poi ha deciso questa svolta nel futsal. Intanto viene stoppato il tentativo di La Rosa, poi recupera palla ancora Coco, intervento ancora e prova ad uscire, palla al piede con Zappella, la Drago Acireale, Tomarchio, passaggio stoppato. Barcellona, Argivai, l'ha sbloccata lui la partita, giocata ad astuzia del numero 21. Quarta partita, anzi quinta se consideriamo anche la Coppa, per il numero 21 rientrato dopo la cavalcata trionfale in C1 dello scorso anno. Intanto tentativo di Moreira Viera respinto, poi Uriel Listro con l'uscita bassa. La Rosa, Mistral Carini che sì, viene dalla sconfitta di Coppa, ha superato, ma viene soprattutto dal 6-0 rifilato all'arcobaleno Ispica, risultato che ha consentito, anche in virtù del pareggio nel derby tra Mazzara e Marsala e la sconfitta in attesa proprio da Cireale della Soverato, di rientrare da solo al comando della classifica. Qui intanto Muro col controllo, Muro spalla alla porta, Tomarchio lo spinge via e allora Aleandro La Rosa. Barcellona la tiene, scarica indietro da Faticato, nuovamente Barcellona, prova a puntare l'ex Cus Palermo, trattenuto, l'arbitro fischia il fallo di Rida Hajari, il fallo numero 3 speso dal Drago Acireale. L'anno scorso era Agri plus Acireale, c'è stato anche un cambiamento anche nella nomenclatura, anche nel logo. Qui intanto Uriel Listro si oppone a Fama, la palla messa nuovamente in mezzo, rimessa, il tentativo di Vieira, Listro in due tempi, bravi entrambi. Qui intanto Barcellona con Giappone che si oppone in uscita, gli nega la luce per il tiro. Tomarchio, Hajari, Fama, ultimi 6 minuti
del secondo tempo. Tomarchio evita un avversario, ancora Luca Tomarchio, prova a liberarsi, lo ferma Barcellona che cerca di ripartire, Tomarchio per ancora, sempre Barcellona a contrasto, bel duello questo tra i due, alla fine la meglio Hajari che poi la perde contro la Rosa solo decide di gestirla, di rallentare saggiamente. Muro, altra doppietta per lui nello 0-6 di Ispica, giocatore sempre più decisivo sul piano numerico, ma un fattore anche dal punto di vista strettamente del gioco della squadra di Salvorizzo. Qui però perde palla, il contrasto con Hajari, cerca la giocata Saraceno, perde palla, Muro si allarga, spara con deviazione, palla che va fuori, forse la tocca anche Giappone, calcio d'angolo. L'angolo per la Rosa, la scivolata di Famà che gli porta via il pallone, poi la suolata, la Rosa la meglio. Torna Cascino, si è seduto affaticato. Cascino, 1 contro 1 con Saraceno, ancora Cascino, tutto di suo, la Cascino se la sposta ancora, cerca luce, non la trova, Muro, la Rosa. Barcellona, adesso quasi col doppio pivot il Mistral, con Cascino e Barcellona insieme in campo. Muro camminando contro Hajari, c'è il blocco di Barcellona, palla smistata sulla Rosa, adesso gestisce il Mistral. Muro contro Famà questa volta, sterza, palla sul destro, ribatte Hajari, poi ancora Muro, Cascino, fallo di Salvo Muro, primo fischio contro il Mistral, calcio di punizione, spazio nuovamente per Finocchiaro, il capitano del Drago. Famà, Saraceno, spalla alla porta, prova a passare, lo ferma la Rosa, rimessa, 4:10 da giocare nel primo tempo, 1-0 Mistral Carini, in gol Coco Argibai. Qui la palla recuperata da Muro che può spingere la ripartenza, 3 contro 2, Muro, inclusione larga. Pronto a rientrare Argibai mentre Saraceno si gira, guarda la porta, Listro in calcio d'angolo. L'angolo per Famà, Saraceno ancora Listro. Barcellona prova ad andare contro Finocchiaro, gli passa davanti Cascino, poi tocco per Muro, la Rosa si va a chiudere molto bene qui la Cireale che recupera ancora con Saraceno, lo ferma Muro, rimessa per la squadra allenata da Marcelo Magallaes. Fama, sale anche Giappone che va in verticale, Fama dentro Saraceno, il pareggio della Drago Cireale, qui tutto troppo semplice per la squadra ospite che impatta sull'1-1. Qui molto, forse troppo facile per la squadra di Magallaes, con Giappone che è salito e di fatto ha tolto quelle certezze nella difesa a parità numerica. Poi Saraceno liberissimo di andare a calciare col tap-in, mentre qui intanto Argibai impegna proprio il portiere palermitano classe 2001. Muro si è un po' sfilacciato la Cireale, Saraceno però recupera, riesce a passare una grande giocata, ancora Saraceno, poi cerca la palla dall'altra parte, c'è Famà 1 contro 1 con la Rosa, Fama cerca di liberarsi, non trova spazio, la Rosa gliela porta via. Coco, cambio fronte, Cascino non si accontenta della rimessa, vuole dare ritmo all'attacco, non passa su Saraceno che sta impattando molto bene sulla partita, al di là del gol segnato.
Zappella, Saraceno, spalla alla porta contro Coco Argibai. Giappone, lancio in avanti, Finocchiaro, la impatta sfiorando di testa, palla fuori, time out chiesto da Salvo Rizzo. 2 minuti e 4 secondi, 1-1. E 2 minuti che iniziano con Cascino in possesso. Ci sono Muro, La Rosa, Argibai, Listro e appunto Cascino già nominato. Eccolo Muro che prova a calciare. Ha cercato di accelerare la conclusione anche perché Rizza stava arrivando su di lui. Chiama lo schema numero 3 Mario Giappone che fionda su Saraceno. Ottimo controllo. Ancora Saraceno, lo ferma La Rosa, rimessa Drago. 100 secondi dall'intervallo di metà gara. Finocchiaro, Saraceno, palla indietro, conclusione fuori da parte di Rizza. Gioca veramente un bel futsal la squadra acese che sta mettendo in difficoltà la capolista. Cascino, La Rosa, palla per Coco che dribbla, Coco, la parata di Giappone che nega anche il tapin a Cascino. Servono come il pane al mister Alcarini le accelerazioni di Coco Argibai che qui va a dare una mano a Cascino. Eccolo il 9 che cerca luce per il passaggio. Sarà angolo. Scucchiaia Cascino per Muro. Solita bellissima idea quella di armare la volée di destro. Intanto time out chiesto da Marcelo Magallaes a 56 secondi e 9 decimi. Dunque termina il minuto di sospensione chiesto da Marcelo Magallaes, 56.9 nel cronometro del primo tempo, 1-1. Ricordo, vantaggio Mistral firmato da Coco Argibai, dall'altra parte Saraceno che qui dialoga con Rizza. Zappella, Finocchiaro, Saraceno. Rizza intercetta La Rosa.
chiaro, poi Zapella accelera e salta un avversario, va al tiro, respinge Cascino, angolo. L'angolo per Zapella, viene incontro Saraceno, la palla è per lui che tira, colpito in pieno Cascino, 26.1. Ancora in attacco la squadra ospite che, ripeto, sta giocando un ottimo primo tempo, confermando quanto di buono si è visto 7 giorni fa in casa contro il Soverato. Squadra che, per quel che si sta vedendo in campo, non meriterebbe i 16 punti conquistati. Muro converge, Muro destro, ribatte Saraceno, 9.7 all'intervallo. C'è tempo per provarci per il Mistral. Muro, Coco va a puntare, l'ultima azione del primo tempo, ancora Coco, Muro non arriva, c'è La Rosa, suolata, tiro di La Rosa, palla fuori, ultimi 2 secondi del primo tempo, presumibilmente finirà con la palla rimessa in gioco da Mario Giappone. Palla che scorre, Saraceno controlla, sirena che suona, 1-1. Dopo i primi 20 minuti al palazzetto dello Sport Ciro Genova di Carini, 1-1 tra Mistral e Drago Acireale. In gol Coco Argibai per i padroni di casa, pareggio firmato Saraceno. Noi andiamo con le immagini dei campi targati sportivi e poi torniamo qui. Ho visto una buona partita della mia squadra, ho visto un gruppo che ha cercato e ha voluto questa vittoria. Venivamo da una sconfitta la scorsa settimana all'ultimo minuto, in una partita dove eravamo in 10, quindi avevamo lottato fino all'ultima palla, poi l'episodio finale ci ha condannato, quindi oggi i ragazzi sono entrati con una carica maggiore rispetto a tutte le altre partite. Fin dall'inizio abbiamo imposto il nostro gioco, le nostre idee, abbiamo fatto una bella partita. Ho visto un'ottima Academy, ancora paghiamo qualche piccolo errore di inesperienza, oggi soprattutto nel gol di loro, una palla che avevamo per un infortunio allontanata noi fuori, sportivamente gli avversari ce l'hanno ritornata e noi lì abbiamo con il difensore centrale che ha dato la palla dietro al portiere, lì è successo quello che insomma non deve succedere, però purtroppo anche in queste soprattutto in queste categorie ci sono questi errori e l'abbiamo pagato come anche in passato, però poi subito abbiamo ripreso a giocare, abbiamo poi condotto la gara fino alla fine. Ho visto comunque una squadra che poi non si è abbattuta e questo per me è un segnale più che positivo. Adesso un piccolo retroscena, lei ha commentato, ha fatto un'ottima disamina sul primo gol subito, io ero sopra la sua postazione e appena il giocatore ha passato la palla indietro lei ha detto perché darla dietro, un po' si aspettava quest'errore e quindi un gol subito, l'avevate già magari preparato in settimana? No, qualcosa? No, questa è un'esperienza perché ripeto, abbiamo dato la palla, abbiamo messo fuori la palla perché l'avversario era a terra, la squadra avversaria ci ha ridato la palla, in quel momento il centrale non viene attaccato perché ci hanno restituito la palla, quindi poteva fare con la palla quello che voleva, poteva giocare avanti sul terzino, ha fatto la scelta secondo me sbagliata, perché lì ci siamo complicati la vita noi e quindi poi è nato il gol di loro e questo è proprio quello che non mi è piaciuto è l'inesperienza e noi dopo tutte queste partite dove siamo cresciuti, devo dire rispetto a prima, ancora paghiamo questi episodi e su questo ci stiamo lavorando. Oggi minuti in campo per Giuseppe Guzzo, come giudica la sua prestazione?
Giuseppe è un ragazzo che è arrivato a dicembre, si è unito con noi nel gruppo, è un ragazzo che quest'anno è venuto per darci una mano, è un ragazzo che ha delle qualità, pian piano sta entrando nelle nostre idee ed è un ragazzo che sicuramente di qua alla fine del campionato darà il suo supporto. Diamo uno sguardo invece alla prossima partita, match contro il Villabate, un campo complicato, anche passare forse dal sintetico meraviglioso del Calcio Sicilia al campo in terra battuta. Le chiedo come la preparerà e se questo influenzerà effettivamente la sua preparazione. Ma guarda, credo che la partita più bella in assoluto di questo gruppo l'abbiamo fatta in un campo in terra battuta a Ciaculli, quindi questo non penso. Siamo abituati ormai a giocare su tutti i campi, questo non mi preoccupa, la prepareremo come tutte le altre, incontreremo sicuramente una squadra che viene da una vittoria, quindi che cercherà di fare il risultato per risalire, ma noi in questo momento non ci possiamo più fermare. Il nostro obiettivo, come ho detto fin da subito, è mantenere la categoria, mantenere l'elite che abbiamo conquistato meritatamente l'anno scorso, manca secondo me poco a conquistarla, e quindi in questo momento possiamo anche pensare, perché no, a cercare di riuscire a prendere un posto nei playoff, e se vogliamo, ho detto ai ragazzi, se ci vogliamo togliere questa altra soddisfazione, oltre a quello di mantenere la categoria, dobbiamo ormai vincere in tutti i campi. Devo dire che noi sicuramente ci manca qualche punto dell'andata, però ti posso dire che i ragazzi si sono fatti valere in tutti i campi, abbiamo perso partite soltanto di misura. Una partita dove abbiamo sofferto nel primo tempo, abbiamo sofferto parecchio perché siamo partiti male, abbiamo trovato delle difficoltà a contrastare soprattutto negli ultimi 20 metri, 30 metri gli avversari con i loro inserimenti, e i nostri avversari hanno fatto delle buone trame di gioco, si sono presentati diverse volte pericolosi nella nostra area. In un modo o nell'altro siamo riusciti sempre a salvarci, però il nostro merito è quello che a fine primo tempo abbiamo un po' riordinato le idee, abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico in campo, ma soprattutto i ragazzi si sono ripresi, perché in effetti abbiamo fatto un primo tempo sottotono, non trascurando la forza dell'avversario e anche il buon gioco dell'avversario, quindi alla fine nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più noi, cioè potevamo trovare il gol noi, ma alla fine è finita 0-0. Ognuno gioca per se stesso. Noi abbiamo fatto queste 3 partite del ritorno facendo 2 punti fuori casa, sicuramente su 2 campi molto difficili, e perdendo in casa una partita domenica scorsa che proprio non si meritava di perdere. Però abbiamo fatto 3 partite, io sono qui da prima di Natale, stiamo cercando con la squadra di giocare in un certo modo, abbiamo cambiato un po' di cose. La rosa è stata modificata rispetto al girone di andata, quindi mancano ancora 12 partite alla fine, quindi penso che ora potremmo anche cominciare a trovare dei punteggi pieni, e quindi abbiamo tutto il tempo per riprendere o mantenere la nostra posizione. È chiaro che un giocatore come Giardina la sua mancanza si sente sempre, perché è un giocatore, oltre ad essere il capitano, quindi è un leader in campo, un leader carismatico dove tutti i compagni si ritrovano, e quindi ne abbiamo sicuramente risentito, ma sono comunque soddisfatto di come abbiamo interpretato la gara con chi l'ha sostituito e comunque con tutti i giocatori. Ripeto, un primo tempo difficile e un secondo tempo dove siamo nettamente migliorati. È un ragazzo del 2006, ha debuttato e direi che ha debuttato molto bene, quindi spero per lui che rimanga coi piedi per terra e che continui su questa strada, perché io l'avevo visto in allenamento, ho visto che poteva giocare e oggi ha giocato. Noi come mentalità, come modo di impostare le partite le impostiamo sempre per i 3 punti. Domenica giochiamo in casa
ed è chiaro che lavoreremo in settimana per arrivare finalmente alla vittoria, che sarebbe la prima del girone di ritorno. Il primo tempo il Geraci non ha finalizzato molte occasioni, per fortuna nostra, e poi il secondo tempo abbiamo cercato un po' di alzare il livello del gioco, del ritmo, del palleggio, e abbiamo cambiato anche il sistema di gioco. Diciamo che abbiamo fatto un bel secondo tempo, però peccato che anche noi le occasioni che abbiamo avuto non abbiamo finalizzato, e tutto sommato il pareggio penso sia giusto. Oggi è stata una partita dura, tutti gli avversari, sia una volta, altre volte, tutti avversari duri. Il Geraci è una bella squadra, per tutti sarà difficile qui venire a prendere punti secondo me. Abbiamo un bel gioco, grandi occasioni e poi manchiamo sulle finalizzazioni, quindi penso che manchi solo quello. Faremo di tutto per cercare di prendere i 3 punti che mancano già. Iniziato il girone di ritorno da sempre, perché abbiamo fatto due pareggi e una sconfitta, quindi cerchiamo di vincere a tutti i costi, siamo in casa, il pubblico che ci sostiene e speriamo di farcela. No, Mattia è un bravo ragazzo, un bel giocatore pure, può fare strada, ancora è giovane poi. Torniamo collegati dal palazzetto dello Sportecino, Genova di Carini, secondo tempo della sfida tra Mistral e Drago Acireale. Ricordo dopo i primi 20 minuti 1-1, firmato dai gol di Coco Argibai per il Mistral Carini e di Saraceno per il Drago Acireale, che dà il primo giro al pallone di questo secondo tempo. Rimane a terra il numero 5 Acese, non c'è fallo secondo il direttore di gara, rimessa per il Mistral Carini. Murò, Argibai, Cascino, conclusione troppo incrociata, e poi appunto la Rosa a completare il quintetto per invece il Drago Acireale, Giappone in porta, poi Zapella, Finocchiaro, Raffagnino appunto e Rizza. Ecco Zapella, verticale per Rizza che non la tiene in campo, e allora sarà fallo laterale per la squadra guidata da Salvo Rizzo, che ha iniziato la giornata da capolista del girone H del campionato di Serie B. Cascino, La Rosa, Cascino, 1 contro 1, Cascino salta, uno e calcia! La deviazione vincente, forse un autogol, conta il giusto in casa Mistral, perché arriva con lo zampino decisivo di Nino Cascino, la rete del 2-1. Non sappiamo se è stato attribuito a lui, conta come dicevo quel che conta, perché era importantissimo per la squadra di Rizzo tornare a condurre. Ora torna a muovere il pallone la squadra, oggi in tenuta camouflage potremmo dire. Cascino fronteggia, poi Rizza lo va a toccare, Cascino tiene il pallone, Muro suolata, La Rosa prova a passare, Raffagnino gliela tocca, gliela porta via per il Drago Acireale, proprio con il suo passo 2003. Giappone se l'ha posto per ricevere, alla fine è riuscito a giocarla, arriva Muro, conclusione fuori, ma qui ottimo pressing del Mistral. Qui Rizza, grande giocata, la tiene anche in campo, poi in un secondo tempo la perde. Argibai alza la testa, vede che c'è spazio e allora parte Argibai, sterza perché il campo non è più libero per lui, Cascino la perde nello possesso successivo. Mistral forse un po' troppo frenetico nella gestione
del pallone. Giappone, lungo, dove c'è Rizza! E qui ingenuità, credo, se ho visto bene, di La Rosa, ne approfitta Rizza, non si sono capiti, Listro e il suo numero 29, pareggio immediato del Drago. È stato bravo a crederci Rizza, molto meno bravi a gestire questa situazione Listro e La Rosa. Muro accelera contro Raffagnino, Cascino, Muro, La Rosa prova a puntare Rizza, cerca di vendicarsi, ma qui non passa, poi ritrova il pallone, Muro tocca Muro. Sì. Cascino riesce a ottenere il pallone. Muro. La Rosa, Coco. Va a puntare, sterza. Conclusione! Palla che esce di nulla, forse il Giappone non ce l'avrebbe fatta a prenderla. Le fiammate di Coco Argibai, lo diciamo anche nel primo tempo, fondamentali per il Mistral, che qui guadagna un buonissimo fallo laterale ancora, una buona pressione sull'uscita palla della Cireale. La Cireale che nel primo weekend di gennaio è stato epicentro del futsal siciliano, proprio al Palavolcan si è giocata la finale di Coppa Italia di Serie C1, ovviamente l'edizione regionale vinta dal Cus Palermo. Muro se la porta sul destro, Argibai, altro sinistro, Giappone, poi Muro, attenzione, l'arbitro fischia, punizione Mistral. Qui sia Muro sia la panchina volevano rigore, giallo per Raffagnino. Posso dire un po' cervellotica questa decisione, perché a mio parere era dentro l'area di rigore Muro. In ogni caso, secondo fallo commesso dal Drago Cireale. C'è Coco Argibai sul punto di battuto. Ammonito Salvatore Raffagnino, nato nel 2003, compirà 21 anni a inizio aprile. Rincorsa di Argibai, Cascino con deviazione, credo proprio di Raffagnino con la schiena, angolo. Coco, suolata, letta in anticipo da Rizza, che va addirittura a calciare, aveva visto Listro fuori dai pali, ci ha provato, palla fuori. La Rosa, Muro prova a puntare, non riesce a saltare Zappella, rimessa per il Drago Cireale. Anzi no, rimessa per il Mistral, overrule da parte del primo arbitro. Coco Argibai, palla allargata, La Rosa dentro, Cascino! Gran giocata di squadra del Mistral e segna Nino Cascino, questa volta è tutto suo, 3-2. Bellissimo gol di squadra del Mistral.
la palla messa fuori da Argibai, ancora protagonista. Ha iniziato lui l'azione, La Rosa l'ha definita splendidamente, qui trattenuta di La Rosa ai danni di Moreira Vieira, giallo per Aleandro La Rosa. Dovrebbe essere il secondo fallo commesso dal Mistral, mentre si prepara affaticato. E c'è questa punizione per il Drago Acireale. 16:04, si è giocato tanto in questo secondo tempo, fin qui parecchio spezzettato. Occhio a questa punizione, c'è un parallelepipedo a comporre questa barriera scomposta. Conclusione ribattuta, poi Moreira Vieira ci crede più di tutti, ancora una volta, già 2 volte in questo secondo tempo, pareggia subito il Drago. È durato 1 minuto e mezzo di tempo reale, il terzo vantaggio nella partita del Mistral, che qui ci riprova. La Rosa però perde l'equilibrio, perde anche il pallone, rimessa Drago con Finocchiaro che la difende. Zapella per Giappone, lancio lungo, troppo lungo per tutti. Si riparte allora dall'altro portiere in campo per Uriel Listro. Coco va a puntare Zapella, poi appoggio intercettato da Moreira Vieira. Cascino punta, cerca di passare sul Finocchiaro, non ci riesce, ancora Cascino per arrivare palla, arriva Coco, palla allargata, La Rosa calcia, respinto. Coco, Muro, La Rosa, 1 contro 1 ancora, il tunnel di La Rosa, cucchiaio sull'uscita di Giappone. E poi palla calciata più lontano possibile da Rizza. La Rosa. Muro, serie di finte contro Rizza. Cocco per Aleandro La Rosa. Cocco. Cascino, La Rosa, ancora Cascino, Coco, Muro. Adesso vuole gestire senza accelerare, senza affrettare il Mistral, ma la perde. Allora attenzione al tiro che colpisce la traversa, è stato Finocchiaro a colpirla. Ha provato un po' a raffreddare i ritmi. Il Mistral è stato scippato con forza bruta del pallone dal capitano dei Acesi, che ora si va a sedere in panchina. Torna Tajari, qui palla persa malamente da Coco Argibai. E allora Giappone, Tajari cerca e trova Moreira Vieira, suolata, telefonata, non può arrivare a Jari, palla fuori, ci pensa Uriel Listro, poi Coco, Cascino, Muro, Coco, 1 contro 1 con Moreira Vieira, resiste Coco, palla in verticale a cercare La Rosa, troppo lunga, riposo per Argibai, torna affaticato. Qui ha faticato subito con recupero palla, Cascino porta a spasso il pallone, scivolata di Ajari, rimessa Mistral, un Cascino che va da Muro. Muro, sterzata e destro, tocca Cascino che non riesce a indirizzarla e palla fuori. Fionda Giappone, Tomarchio, giro e tiro, palla fuori. Muro, pressato
prova a liberarsi, finta la sua e si crea lo spazio. Avanza Muro, accelera, tira Muro, respinge Ajari, ultimo tocco dell'8 in maglia camouflage. E allora dal fondo Mario Giappone. Zapella, palla per Moreira Vieira, tiro appena accennato, palla che esce, Listro, Cascino, fallo di Ajari, terzo fischio contro il Drago Acireale. Va a riposare in panchina Zapella. Muro, finta il tiro, ancora sterzata, Muro dentro, forse la tocca Ajari, sì, rimessa Mistral. Muro, La Rosa, va l'ex Canicattì, Cascino, serie di finta, ancora Cascino, la tiene, prova a liberarsi, a cercare compagni. Muro, La Rosa, sterza, in qualche modo tiene il pallone, viene raddoppiato, lo perde sul tandem Fama-Ajari. Muro, Cascino blocca, Muro finta il tiro, va dalla Rosa. Adesso è difficile trovare spazi per il Mistral. Scucchiaia, Cascino per affaticato, Ajari interviene per ancora affaticato, Cascino. La Rosa, Muro. Palla per la corsa di Cascino che sterza tutto marchio. Cerca di variare il più possibile il Mistral alla ricerca del varco. La Rosa, Muro, sterzata con tunnel, Muro, palla dentro. Calcio d'angolo, anzi no, rinvio dal fondo. Voleva l'angolo qui Salvo Muro, non lo ha ottenuto. Giappone fionda l'anticipo di affaticato, poi La Rosa, lo aspetta Tomarchio. La Rosa a difesa schierata e allora si riparte. Muro, verticale, Tomarchio sulla linea di passaggio. Ajari, Tomarchio, Ajari, verticale, sbaglia tutto, affaticato. Muro, cerca il cambio gioco, interviene Ajari, poi affaticato. La Rosa, ancora affaticato, palla per Muro, serie di finte contro Fama. Muro cerca la sterzata, un po' troppo morbido, la palla viene messa in tribuna da Ajari, rimessa a 11 minuti e 12 secondi dalla fine. C'è Barcellona sul parquet, affaticato, va a calciare Giappone, poi Tomarchio la mette fuori. Qui qualcosa non va. Muro va a puntare, palla dall'altra parte, affaticato, va a calciare, colpisce il palo, affaticato con deviazione. E dunque angolo. Sbaglia l'angolo affaticato, palla messa fuori e Listro la raccoglie, la gioca subito su Muro. La Rosa la porta avanti, serie di finte, lo attende Ajari. Barcellona, spalla alla porta, cerca ancora la Rosa. Ajari ha letto bene, poi Giappone con l'uscita bassa. Ajari, Tomarchio, sterzata di Tomarchio, Ajari ancora. Poi Barcellona in anticipo su Tomarchio, rimessa Drago Acireale. Ajari, Saraceno è rientrato in campo il 10, ancora Saraceno, vince il rimpallo, calcia.
Listro la blocca senza alcun problema. Muro verticale da Barcellona, trattenuto da Jari, si gioca. Poi attenzione, Saraceno si è divorato il gol qui, il 10 ospite. Muro. Siamo nella seconda metà del secondo tempo. Muro avanza. Muro, l'uscita ancora, Muro, salva Tomarchio che si porta anche la porta a casa. Si rimane 3-3. È rimasto anche a terra, si è fatto male in zone lì dove non batte il sole, come si dice in questi casi, Mario Giappone. Ma Tomarchio col salvataggio sulla linea dopo la prima respinta, dopo un riflesso clamoroso, il numero 17, classe 2001. Muro va a puntare a Jari che gli sporca il passaggio, allora Saraceno con la protezione del pallone, Coco in qualche modo, poi avanza Famà, Suolata, Famà ancora sul fondo, Listro, calcio d'angolo. Deviazione di affaticato sull'angolo, battuto da Edoardo Roberto Famà. Saraceno, conclusione di battuta da Coco, e allora Giappone. Tomarchio, Saraceno, controlla, tiene in campo, Coco gliela strappa, 3 contro 2 Mistral. Barcellona cambia fronte, un passaggio un po' cervellotico, allora affaticato, ricomincia a difesa schierata. Muro, non salta Saraceno. Coco contro Fama, sterzata alla velocità della luce, Saraceno gliela porta via, poi scivola, attenzione perché si è fatto male Saraceno, fallo di affaticato, occhio al ginocchio di Saraceno perché se l'è tenuto subito quando è caduto per terra. È ancora a terra Leandro Saraceno, si rialza adesso ma a fatica, speriamo nulla di grave per l'autore del gol dell'1-1 momentaneo. Punizione Drago, secondo fallo Mistral. Ajari, Tomarchio, verticale dove non ci sono maglie granate, allora può andare Uriel, Listro, finge di fiondare, va dalla Rosa, Coco, Barcellona, Coco, la Rosa, affaticato, Coco, Barcellona, la Rosa, affaticato, viene incontro, Saraceno su di lui, prova a passare col tunnel, palla in fallo laterale. La Rosa, Coco, controllo difettoso, rischia di perderla, gli dà una mano Listro. Coco ancora, morbido ma sbagliato, poi Tomarchio all'indietro. Giappone, fionda, troppo lungo per tutti, allora Listro può ripartire dal fondo. 7 minuti, 45 secondi alla fine. Permane il pareggio. La Rosa, Coco, contro Tomarchio, sterzata, Suolata per la Rosa, Barcellona. Qui rallenta un po' troppo l'azione d'attacco, il 23. La Rosa. Barcellona, ancora per la Rosa, finta, la Rosa col tocco, palla in calcio d'angolo, forse Giappone ancora. La palla dentro, l'anticipo su Barcellona, poi Saraceno, evita un po' di avversari, Saraceno, Listro.
Poi Barcellona, pressato, scarica dietro a Coco, esce bene il Mistral, non affaticato, che spinge la ripartenza. Barcellona, Ajari lo ferma ed esulta. Affaticato. La Rosa. Argibai va con una puntata che diventa un mezzo esterno, pallone fuori. Listro preso in controtempo Barcellona. Ci avviciniamo al rush finale della partita, mancano 6 minuti e mezzo alla fine, sempre 3 pari. Ajari, Saraceno fermato da affaticato, rimessa Drago Acireale e va a riposarsi proprio Ajari oltre a Saraceno. Torna Moreira Vieira che per il momento sta fissando il punteggio sul 3-3. Affaticato, la Rosa vuole mettersi pronta alla porta contro Zapella, ancora la Rosa che resiste, cerca la giocata Zapella, ultimo tocco di la Rosa. Chiama subito Muro, Salvorizzo, Giappone, in verticale, proprio Muro a intervenire, poi la Rosa con l'artiglio, conclusione respinta col braccio da Rizza. Qui l'arbitro lascia giocare, Rizza allora va dentro, palla che rimane lì, bravo Muro, poi la palla ancora, e qui Flipper impazzito davanti all'Istro, Muro con rimpallo, scivolata di Finocchiaro che poi la confonde il fallo di Barcellona. Giallo per il 23, 3 falli a testa. Allora punizione a 5,47 per il Drago Acireale. Zapella, Rizza, indietro a Giappone, va lungo, spizza Moreira Vieira, palla all'Istro. Muro, Argibai, Muro, palla per la Rosa, Cascino la vuole spalla alla porta, la Rosa va da Muro, messa la porta sul destro, finta il tiro, Argibai, puntata mancina, si immola Moreira Vieira. Palla dentro Cascino, ma che bravo qui Giappone. E allora attenzione alla ripartenza, Zapella, Muro per la scivolata in angolo. Zapella per Finocchiaro, respinge Muro ancora con le parti più intime del corpo. Si rialza Muro, 5 minuti e 2 secondi. La Rosa, siamo entrati negli ultimi 5 minuti di partita, sempre 3 pari qui al Ciro Genova, con il Drago Acireale che qui si va a prendere un po' dall'ansia e butta via la palla. Muro rischia, poi la rimessa con Moreira Vieira che forse ha messo male il piede per terra o forse semplicemente uno scontro.
Cascino. Prova a resistere. Poi ancora Cascino. Forse non l'ha toccata nessuno, infatti si riparte dal fondo. Giappone lungo, Moreira Vieira sbilanciato regolarmente da Muro, e allora la rosa può ripartire. Tocco corto per Coco che deve battagliare con Zapella, arriva Muro, la porta via, poi Coco la tiene in campo, no. Qui Giappone, spalle alla porta, la deve mettere fuori perché 4 secondi. E allora rimessa Mistral, Cascino, fronte alla porta Giappone! Cosa ha preso? Calcio d'angolo. Mamma mia! Ma cosa ha preso il portiere del Dragacireale? Muro, la rosa. Si va ad intasare il traffico negli ultimi metri di campo della squadra ospite. La rosa abbandonata al suo destino. Rizza recupera il calcio all'inistro in 2 tempi. Nove volte su 10 lì la punta fa gol. Cascino si è trovato davanti un muro blu. Poi attenzione a Muro, nessuno sul secondo palo, palla in fallo laterale, 3:23 da giocare. Adesso giustamente affretta il Mistral. Coco, la rosa, adesso c'è il quintetto migliore in campo per Salvorizzo. Cascino dentro, Muro, la palla va fuori. E allora Giappone dal fondo, fiondata per Saraceno che la tiene ancora. Saraceno, bravo però Cascino a portargliela via. Cascino, Cascino! Nino Cascino! 4-3! Ci voleva la sua giocata, l'uomo dei gol pesanti, Nino Cascino. Fondamentale questo gol per il Mistral che torna avanti a 3 minuti dalla fine. Nino Cascino, sempre lui. Qui sbaglia Zapella, voleva la palla subito Muro. 2:48 da giocare. Argibai, la rosa riesce ad evitare Saraceno, la ruleta, la rosa, si diverte adesso il Mistral. Giappone con l'uscita, poi Muro spara la bomba, palla fuori. Minuti 33 secondi alla fine. Qui attenzione a Zapella, palla per Saraceno, Cascino lo ferma, poi Coco la tiene, ancora Coco, 3 contro 3, Coco addosso a Zapella, fallo laterale, secondi che scorrono, 2:14 da giocare. Con Saraceno che chiede il cambio, evidentemente la botta al ginocchio si è ripresentata. Torna Rizza per questi ultimi 2 minuti e 14. Argibai cambia con la rosa, ancora il 29, si butta nello spazio Argibai. Muro cerca il 21 che arriva, resiste Argibai, palla per Muro. La rosa, qui forse fallo, sì,
fallo di Moreira Vieira e il fallo numero 4 commesso dal Drago Acireale. 4-3 anche per i falli, questa volta però ad averne fatte di più la squadra ospite. Cascino, Coco, palla per Muro, La Rosa, 100 secondi alla fine. Cascino, Scucchiaia sulla Rosa, palleggio volante, poi Moreira Vieira interviene, allora attenzione alla Drago che avanza, palla in avanti, Cascino recupera Coco, fermato, Cascino, fermato anche lui, rimessa Drago. Anzi, rimessa Mistral. La Rosa, Muro, palla per Coco, Muro, Cascino, colpo di tacco, Muro la tiene in campo, Ajari. Calcio d'angolo, 1 minuto 3 secondi alla fine. La palla ce l'ha il Mistral che batte la rimessa. Muro dà la Rosa. Ultimo minuto che inizia adesso. Coco, Cascino, Coco, verticale per Cascino, finta, Cascino, fronte alla porta, Cascino, Giappone, poi la respinta sulla Rosa e rimessa. 46 secondi e 6 decimi. In teoria avrebbe pronto il quinto uomo il Drago Acireale, ma di fatto non vede la palla da quando ha beccato il 4-3. Cascino, sterzata, Cascino, ancora, palla per Coco! E allora possiamo dirlo, game, set, match, Mistral Carini, 5-3, l'ha aperta Coco, la chiude Coco, RG, vai! Time out Magallanes con 2 gol da recuperare. Adesso la salita è bella ripida per la sua squadra, 31-3 da giocare. Riparte con il quinto uomo il Drago Acireale, ma ci sono 25 secondi, palla dentro subito, ferma, totalmente ferma la difesa. Cascino, fermato, ma la palla è di nuovo di Listro, affaticato. Muro sterza, rischia, attenzione a Rizza, si gira, Rizza, uscita di Listro, Cucchiaio, Coco la mette fuori. Qui la rimessa, 8 secondi, palla per la conclusione fuori da parte di Zabella, 5-8 diciamo, partita finita ormai. Ultimi 5 secondi, Muro prova a proteggerla sull'angolo e arriva adesso il suono della sirena, ha vinto il Mistral che batte un bellissimo Drago Acireale. Mistral ancora in testa da solo alla classifica. Vittoria pesantissima contro una squadra che ha dato tanto fastidio alla squadra guidata da Salvorizzo, che rimane lassù dove nessuno può arrivare.
Dunque ribadendo il parziale di Mistral Carini 5, Drago Acireale 3. Un saluto e un ringraziamento da Francesco Valmuca dalla redazione di Sportisili, con il terzo tempo in campo dal palazzetto dello sport cireggiano di Carini. È tutto, alla prossima.